Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo nei pressi ormai di Cison di Valmarino e andremo a fare il passo praderario che ho già portato in un video qualche anno fa. Andremo dentro quell'insenatura dove c'è un po' di nuvole e è una salita non lunghissima ma abbastanza tosta. E dopo scenderemo appunto all'interno di quella vallata e andremo dalla parte opposta. Siamo nei pressi poi di Busche e Feltre e vorrei andare a fare il passo Croce d'Aune e da lì andare direttamente a Colbelò, che si trova a qualche centinaio di metri più alto. E niente, poi penso che sarà il caso di tornare verso casa, perché tra dislivello e distanza se ne avrà fatta già un bel po'. Eccolo qui al marino. Niente, mi avvicino al paese, poi prendiamo l'inizio della salita.
aver fatto 2 salite, quindi la prima è stata quella del Passo Prateradego. È stata una salita abbastanza impegnativa, comunque non è lunghissima, ma presenta delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda le pendenze, e anche se non è tanto lunga, comunque diciamo che è difficile nel suo complesso. E poi abbiamo fatto appunto la salita, quella che è stata appunto l'ultima, quella di Cormelon, e anche quella sicuramente non è semplice dal lato di Pedavena, ma diciamo che sicuramente la parte più dura secondo me è da quando si arriva a Croce d'Aune, e questo è quanto, insomma. E poi ho deciso di passare comunque per Feltre, perché era giusto rifare l'ultima parte della salita che arriva poi al traguardo della Sportful, che non è altro che questo. Questo è quanto, e da Feltre. Alla prossima.